Scatman's World. Veneziano, ragazzi, 11° posto a Jerez, quindi questa è la dimostrazione che non possiamo cambiare livello neanche in qualifica, perché dove vado un po' bene, insomma, mi adatto, riesco anche ad arrivare primo in qualifica, però dopo 2 pole un 11° posto, ho fatto addirittura 2 giri, quindi veramente disastro. Ragazzi, ho provato Action, il programma che avete consigliato era stupendo, 60 fps, registro perfetto. C'è un problema, che la versione free c'ha il logo Action in mezzo. Se voi avete un link di come levare il logo, di come scaricare la versione, diciamo, full in maniera un po' particolare, io sono qua, messaggio privato su Facebook, però mi raccomando, o su Steam. E niente ragazzi, andiamo, adesso speriamo di... Ho provato ovviamente di settarsi di MotoGP a 60 con Flaps, speriamo di non avere problemi di lag. Registriamo solo un video, c'è solo una gara, così aspetto il vostro benchmark, i vostri commenti, voglio capire se così va bene. Intanto andiamo. Incidente per Antonelli intanto, ed è colpa mia, colpa mia e godo. Attenzione, neanche vino fuori dei coglioni. Vai come devi volare, cazzo. Dai, bruttissima questa curva, mamma mia come devo allenarmi ragazzi, intanto figa bagnata e vino mi superano purtroppo. Questa moto è un catorcio ragazzi, un catorcio infernale, con la moto della Chicco, porca troia. La nostra classica moto della Chicco, 7° posto per il momento, ma non basta, chiaramente, non basta. Verso il passo e non ce la fanno, perfetto, dai che dobbiamo blindare almeno la 7ª posizione e poi vediamo. Guarda che stronzo, che pezzo di merda però, mi hanno buttato fuori, vaffanbrodo, se lo fare la rimontata. Chiaramente ragazzi io non uso la schifezza di flashback che proprio sono una cagata a mio parere. Adesso dobbiamo volare. Vai come? 16ª posizione, ma purtroppo siamo molto indietro per una caduta, non per colpa nostra, ma per qualche stronzo che aveva voglia di buttarmi fuori. Vai di rimontata. Rosy Binder ci supera purtroppo. Maledetta Rosy. Dai come no. Spingere come animali, cazzo, se vogliamo portare a casa qualche punto, ma è incredibile che inizio disastroso di stagione per la squalifica comundiana, mi buttano giù, cioè veramente una sfiga clamorosa. Moto che non pompa niente, c'è Granatina Mesba da superare, dai, possiamo superare qualcuno, dai ragazzi, tutti insieme per la remontata. Questo video serve soprattutto per capire se va bene così con Fraps, anche se rispetto ad Action vedo meno fluidità. $29 sono tanti ragazzi, sarà un programma figo, ma $29 sono $29. Vai pure. Anche Che Guevara superiamo, invece no, addirittura le prendiamo tutte le posizioni, incredibili però. Sportellate come sba. Chiudi la porta come bravissimo. E siamo 12esimi. Ma ancora non basta ragazzi, abbiamo bisogno di punti. Gattuso, giro record di Rino Gattuso. Certo che è una moto veramente scarsa ragazzi, mamma mia.
una volta sistemato il motore devo sistemare altre parti perché veramente qua il pacchetto di questa moto fa veramente cagare. Ecco McChicken, ragazzi, devo superare McChicken adesso. Ciao Mac. Ragazzi, la maggior parte dei video secondo me degli altri youtuber sono da console, che sapete che la console, insomma soprattutto la Milestone, ottimizza tra virgolette meglio i giochi per console rispetto a quelli PC. Non ho mai capito perché, però va bene, insomma. Poi sarà l'ultimo gioco della Milestone che compro per PC, questa è l'unica cosa veramente ufficiale. Se c'è Oliva e Clark Kent, ma ho paura che sarà impossibile superarli purtroppo. Tira fuori la prestazione della vita. Mamma mia, ti stiamo veramente guidando di merda, però se non mi buttava fuori quello stronzo di figa bagnata, probabilmente ero settimo o sesto, e invece dovevo puntare ancora una volta in una posizione molto indietro. Vabbè, inizio difficile come piace a noi, insomma, vincere subito non è una cosa che a me piace sinceramente. Non superarne un altro, dai cazzo, proviamoci. Niente. Clark Kent e Oliva stanno davanti. Per il Comedone è l'11° posto che fa un po' di morale, ma la strada è in salita. Ragazzi, aspetto commenti per capire se va bene così come fluidità per MotoGP. Comunque ragazzi, anche sapere se con Action se posso veramente fare qualcosa, nel senso se per forza devo comprarlo, se c'è un modo per levare quel cazzo di logo o qualcos'altro. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.